Benvenuti allora a veramente a questo evento eccezionale che si tiene in questo momento qui a Po di Tramontana. Po di Tramontana è un centro di Veneto Agricoltura, che è l'agenzia per l'innovazione della Regione Veneto, ovviamente nel settore primario, e siamo qui perché questo è un centro orticolo, veramente ortifloricolo, ma quest'oggi vi parliamo di orticoltura. Questa è la 29esima giornata aperta. Ormai da 29 anni si tiene qui questo momento per i tecnici di approfondimento, e però quest'anno lo facciamo, come si dice, in distanziamento, perché per il coronavirus anche noi non possiamo aprire ovviamente al pubblico. Allora qui vedete abbiamo il dottor Franco Tosini, che è responsabile del centro, e il direttore di Veneto Agricoltura, l'ingegnere Alberto Negro, al quale dobbiamo chiedere quanto è importante questo centro e questa attività per Veneto Agricoltura e soprattutto per l'agricoltura veneta. Beh, questo è uno dei centri sperimentali di Veneto Agricoltura dove effettivamente facciamo innovazione. È una delle eccellenze di Veneto Agricoltura, devo dire la verità. Oggi ci troviamo qui per parlare di innovazione nel settore orticolo, e l'innovazione nel settore orticolo è molto seguita nel Veneto ed è molto importante, perché ci sono non solo i cambiamenti climatici ma anche le diverse situazioni fitopatologiche nelle quali ci troviamo nella nostra regione, che chiedono un'innovazione sempre più forte, sempre più presente. Veneto Agricoltura investe in questo con dei programmi molto interessanti e molto importanti e molto ascoltati da tutti. Sì, io ho detto il direttore di Veneto Agricoltura, ma l'ingegner Negro è il commissario straordinario di Veneto Agricoltura, peraltro appena rinominato, appena confermato, quindi grazie e complimenti. E allora con Franco Tosini vogliamo cominciare questa attività, però prima ricordiamo che mi pare ci sia una brochure online per seguirci, no, durante i lavori. Sì, è stata messa proprio ieri nel nostro sito aziendale, nella pagina Facebook, ed è una brochure, un opuscolino dove ci sono tutti i materiali, tutti gli schemi di campo, tutto l'elenco varietale, tutte le prove che in questo momento si trovano al centro di Tramontana. Una parte vedremo oggi, perché è nel pieno della raccolta, siamo nel pieno della vigoria, dell'accrescimento delle piante, e quindi abbiamo già dei primi risultati che man mano andrò a illustrare e a descrivere. Ecco, ricordiamo che il sito di Veneto Agricoltura è www.venetoagricoltura.org. Siamo anche sui social, in diretta Facebook, YouTube. Ovviamente basta cercare la pagina di Veneto Agricoltura sia su Facebook sia su YouTube, il canale YouTube di Veneto Agricoltura. Allora chiediamo alla telecamera cortesemente di precederci, qui noi cominciamo la nostra prova, le nostre prove. Adesso mi pare Franco che noi andiamo al confronto varietale di pomodoro a grappolo. Prego di anticipare la nostra entrata. Pomodoro a grappolo, pomodoro marmande, pomodoro nasone, pomodoro melanzana. Quindi ecco, allora siamo nel tunnel 7, in questo caso un tunnel doppio dove ci sono tutte queste prove. Ho preferito concentrare in questo caso, proprio per dare la possibilità ai visitatori, in questo caso agli utenti che ci seguono, di vedere tutte le tipologie. Entriamo, vediamo un attimino questa prova. È una prova di melanzana oblunga e lunga. Qui ci sono diverse varietà, adesso vi do un po' di dati e anche delle prime indicazioni. Melanzana oblunga abbiamo 20 cultivar, mentre melanzana lunga ne abbiamo 10. La data di trapianto è il 15 aprile, nel famoso opuscolo che vi dicevo prima trovate anche tutte le date di semina, di innesto, di ripicchettatura. Sono tutte fasi che comunque sono state seguite qui a Po di Tramontana, che abbiamo un vivaio ben rifornito. Come vi ho detto, trapianto il 15 aprile, raccolta i primi di giugno. Abbiamo già i primi dati di produzione, quindi di precocità. Dalia della Seminis ha già prodotto un po' meno di 1,5 kg, l'SV 2162 sempre della Seminis 1,6 kg, Fantastic della Riksvan 1,70 kg, Naomi 1,42 kg. Poi ci sono delle altre particolarità, ci sono 3 varietà di melanzana oblunga striate, non erano da considerare in questa prova, ma visto che me le hanno mandate le ho messe. Sono 3 materiali, Daphne, Easy 52, 343 e Rioja, che si stanno anche comportando discretamente bene. Per quanto riguarda la melanzana lunga, vediamo un attimino le produzioni. Qui sfiorano circa 1 chilo e metro quadrato, poco più poco meno. Partenope e Nilo siamo a un 0,9.
Quella che ha superato 1 chilo è Maiorca e la Easy 52-341, sono materiali leggermente diversi dal testimone, diciamo Nilo e Partenome, che sono leggermente un po' più panciute, ricordano più la melanzana spagnola. Per quanto riguarda, 2 parole sulle note di tecniche di coltivazione, parliamo di melanzane in estate, vedete hanno una certa vigoria, sono stati in estate su Solanum torvum, questo selvatico, in particolare il Conan della Riksvan. Vi ricordo che il Solanum torvum in serra con le alte temperature si trova molto bene, si accresce in velocità e dà un nesto, una vigoria molto forte. Vi ricordo però che nella stessa tregua, nella parte vivaistica il Solanum torvum è molto lento a germinare, emerge e a crescere, quindi bisogna seminare circa 20 giorni prima. La difesa in questa serra, e poi passeremo sul pomodoro, è la medesima, è una difesa di tipo integrato volontario, quindi seguiamo le linee guida della Regione Veneto, in particolare le linee guida del servizio fitosanitario dei colleghi che saluto e con cui collaboriamo da diversi anni. Quindi difesa, passiamo alle concimazioni di fondo, pellettato organico e fertilizazione in copertura 2 volte a settimana. Antiparassitari ovviamente registrati. Parliamo di nematocidi, 2 interventi con Flupiram, poi a livello appena dopo trapiantata le piante andiamo a intervenire con un fosettil alluminio e propamocarb, 2 interventi aficidi con spirotetramato. E purtroppo ho dovuto intervenire 20 giorni fa con un altro aficida, perché quest'anno ci sono veramente grossi problemi di attacchi, di focolai di questi afidi. Ho dovuto intervenire con acetamiprid e 2 interventi con cerevisiane, che è un induttore di resistenza, il Romeo della Sumitomo, per determinare questa induzione di resistenza stessa. Alla fine ho fatto un Spinosad, che tra l'altro è registrato anche nella cultura biologica, contro piccoli microlepidotteri nutuidi che mi andavano a rosicchiare un po' le foglie. Concluso questa prima parte sulle melanzane, passerei al pomodoro a grappolo. Quindi allora adesso vediamo un po'. Ho visto poi peraltro, mentre arriviamo al pomodoro, ho visto dei bombi volare. Sì, i bombi sono stati messi per il pomodoro, la melanzana non ha bisogno di questi pronobi perché comunque allega da sola, nel pomodoro invece viene facilitata proprio l'impollinazione, o meglio la deiscenza delle antere, con il suo volo abbastanza bizzarro e con le sue zampette che si aggancia all'antere, favorisce la deiscenza, l'uscita del polline e quindi l'impollinazione. Su quale fila andiamo adesso? Noi andiamo a vedere in questo particolar modo il grappolo. Facciamo vedere questa varietà, ad esempio il Cortesia, che tra l'altro è una varietà che sta comportando meglio. Vedete appunto il grappolo, parliamo di pomodoro tondo colorato a raccolta per l'appunto con il rachide e con inserimento a spina pesce del pomodoro stesso. Non sono state fatte nessuna raccolta. Perché? Perché si aspetta la colorazione completa. Sicuramente la prossima settimana inizieremo a raccogliere e quindi avere i primi pesi ponderali. La difesa sempre integrata volontaria come sulla melanzana. Il trapianto è avvenuto all'incirca i primi di aprile, il 7 aprile per la precisione. Tutto il materiale è innestato su Interpro, un pomodoro interspecifico, anche qui l'innesto è stato eseguito a Poi Tramontana, tipica forma a V, a Y della pianta di pomodoro innestata, perché comunque la vigoria mi permette di tenere 2 teste, quindi a livello di vivaio viene cimata, vengono sfruttati i germogli ascellari delle prime foglie vere e viene gestita in questa parte. Ovviamente noi come gestione pianta andiamo a sfogliare la prima parte fino al secondo palco per favorire ovviamente la colorazione del frutto e andiamo ovviamente a scacchiare man mano che escono i germogli ascellari. Considerate che siamo già arrivati all'8° palco e la prossima settimana cimeremo la pianta, quindi vedete che c'è già una buona allegagione. Questo è frutto dell'utilizzo dei bombi, soprattutto in particolare quest'anno, un po' per le condizioni
condizioni climatiche favorevoli del mese di maggio, un po' anche perché ho cambiato la posizione dei bombi. Fondamentale posizionare i bombi ad un'altezza di 50 cm e nella fila. Cambiamo specie, intanto che proseguiamo verso la fine. Intanto che proseguiamo andiamo a vedere. Vediamo il pomodoro marmande per completare la prova. Il pomodoro marmande è una tipologia un po' meno conosciuta, è una tipologia tipica siciliana, se vogliamo, perché le sue performance qualitative si esaltano in quei tipi di terreni, però nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, proprio per cercare una tipologia diversa, diversificare il mercato, si cercano anche altre tipologie. Ci sono materiali che sono costituiti e che tendono a esaltare le loro qualità anche sui terreni veneti. Quindi il marmande, se puoi far vedere, è questa forma schiacciata, estremamente costoluta, è in questo caso di colorazione rossa ma va raccolto invaiato. Ci sono materiali anche di colorazione marron, brunastra, il marron noir, e anche di colorazione rosacea, scusate, che è il mar pink. Qui ovviamente abbiamo iniziato già a fare alcune raccolte, ovviamente siamo all'inizio, siamo ancora a 1 chilo, però si vedono già alcuni materiali molto interessanti. Faccio un po' il nome del Mare Magno, della Nunens, che ha prodotto un po' più di mezzo chilo, faccio il nome di un siglato, dico gli ultimi numeri, 6146 della Terra Seed, e anche il prodotto Evil Moraine V619. Abbiamo anche una selezione locale, tra l'altro, che ha una pezzatura più grande. Chiudiamo per poi passare al Terra. Pomodoro nasone non è una prova varietale, è una prova di conservazione del prezioso germoplasma autoctono della regione Veneto, quindi rientra a pieno nella salvaguardia di biodiversità. Una tipologia prismatica, un pomodoro detto anche a banana, che è interessante per la vendita diretta, non ha shelf life, quindi nel momento in cui inizia la colorazione si matura, quindi è adatto per quelle condizioni lì. Io direi, per velocizzare, che ci fermiamo un attimo, sì, ci fermiamo un attimo, a meno che non abbiamo ancora cose tecniche. No, allora noi dobbiamo assolutamente, siamo veloci perché è in questo caso una diretta, e quindi allora vediamo un attimo di cercare di dare i tempi, ecco, di questo tipo di produzioni. Allora noi adesso però vogliamo approfondire alcune cose, soprattutto sulla questione della coltivazione biologica, in particolare della melanzana. Per questo, dandoci il tempo di spostarci in un'altra serra, sentiamo Carlo Nicoletto, che è un ricercatore del Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova. Lui è proprio nella serra dell'azienda agricola dell'Università ad Agripolis, e soprattutto da lui vogliamo sapere quali sono i cardini della loro sperimentazione. Uno dei fili conduttori di questa sperimentazione è appunto adottare delle pratiche agronomiche che possano essere poi utilizzate anche nella difesa e nella gestione biologica della coltura. Di cosa si sta parlando? Stiamo utilizzando in questo ambiente di coltivazione 4 matrici organiche diverse che fanno riferimento a digestato, compost spento di fungaia, pollina e un formulato commerciale sempre a base di prodotti di origine vegetale, che sono stati utilizzati per sostituire completamente il fabbisogno azotato della coltura. Si tratta di una prova che stiamo seguendo ormai da 3 anni e fa riferimento a un progetto regionale, perché si tratta di un progetto, un PSR che si chiama Biofertimat, e durante questa sperimentazione, in particolare con melanzana, abbiamo una collaborazione che va avanti da tempo con il Centro Po di Tramontana, con il quale abbiamo messo a punto e abbiamo gestito tutta la componente vivaistica che sta dietro a questa prova. Infatti abbiamo utilizzato delle piante di melanzana che sono innestate e non innestate, quindi la prova prevede anche una combinazione non solo di modalità di concimazione diverse, ma anche andiamo a valutare come la coltura, innestata o meno, può comportarsi durante la fase di coltivazione, e nei prossimi 4 mesi andremo a vedere quali sono i risultati produttivi della prova. Come è possibile osservare, si tratta di una prova realizzata in una serra dotata di rete antinsetto,
Le piante sono state trapiantate l'11 di maggio, quindi si tratta di una coltura che ha circa diciamo 1 mese e mezzo, quasi 2, e ieri è stata effettuata la prima raccolta. Come è possibile vedere magari da qualche dettaglio in più sulle piante, si tratta di piante molto vigorose sia per quanto riguarda quelle innestate ma anche quelle non innestate, e mediamente fino al momento attuale la pezzatura unitaria del frutto è stata attorno ai 600 grammi. Si tratta quindi di una buona produzione che adesso andremo a vedere come verrà e se verrà mantenuta anche durante tutto il ciclo colturale, che si auspica dovrebbe arrivare verso la metà di ottobre. Riprendiamo la linea qui da Po di Tramontana a Rosolina, nel centro di Veneto Agricoltura, grazie a Carlo Nicoletto e all'Università di Padova. Questo è il tunnel 9, avete visto il tunnel 9 proprio qui di Po di Tramontana. Qua abbiamo altre prove, ma prima vi ricordo che ci potete seguire da un punto di vista tecnico se vi prendete la brochure che c'è su www.venetoagricoltura.org e che vi spiega tutte le prove che stiamo vedendo. Dove siamo adesso, Franco Tosini, direttore responsabile del centro Po di Tramontana? Qui si vede una prova varietale di cetriolo, tipologia slicer, quindi un verde scuro spinato o leggermente spinato. Qui abbiamo 33 cultivar, quindi non sono poche, replicate per 3 volte, perché ovviamente a noi interessa il dato medio per andare a descrivere meglio la varietà, in modo tale che quella varietà sia prodotto di più. Sappiamo se effettivamente con l'analisi statistica, la differenziazione delle medie col tasto di tacchi, con la significatività riusciamo a dire se quella maggior produzione è determinata dall'aspetto genetico della varietà oppure da altri variabili che possono essere il terreno oppure la quantità d'acqua e altre cose. Qui il trapianto è stato fatto l'8 di aprile, sono tutte piante innestate, ok? Non so se la telecamera riesce a far vedere. C'è il punto di innesto che è più grosso tra il nesto e il portinnesto. Il portinnesto è una zucca ibrida Flexifort dell'Enzazaden, che mi permette di dare una forte vigoria alla pianta e svincolarmi da particolari problematiche. In questo caso abbiamo già i primi risultati, quindi la raccolta è iniziata il 12 maggio, quindi siamo oltre 40 giorni, andrà avanti un'altra 10-15 giorni, le piante verranno sostituite con le nuove piante che in vivaio sono già pronte. La prossima settimana saremo in innesto, quindi facciamo 2 cicli uno attaccato all'altro, quindi quello che lo stesso fa l'agricoltore, perché noi bisogna ricordare siamo quelli che dovrebbero dare informazioni e cercare di risolvere alcune problematiche. Vediamo un attimino i dati produttivi. Partiamo da quelle varietà che hanno superato gli 8 kg, Kaman della Riksvan, poi abbiamo Gauguin dell'Esasem, il Bosco, che però è un materiale che produce tanto ma tende a fare dei frutti molto corti, o diciamo molto corti, parliamo di un 18 cm invece di 20. Poi abbiamo il Corinto, abbiamo il Muran della Royal Seed, il numero 47 dell'Enzazaden, che è praticamente simile all'Audax, leggermente più lungo. Poi abbiamo 3 materiali della Riksvan, Baganda, Sian e Induran con quasi 9 kg, e per concludere abbiamo un siglato della Cora Seed 20488. Sono materiali comunque, come si vede dai numeri, veramente più produttivi, però non è solo l'unica cosa che noi guardiamo anche la parte qualitativa, non solo qualitativa della pianta, l'habitus vegetativo, ma andiamo a guardare anche il frutto. Il frutto deve essere verde scuro, uniforme, omogeneo per tutto il frutto, per tutta la sua lunghezza, deve essere cilindrico. Poi la spinatura o meno, questo dipende un attimino dal tipo di mercato, però il verde scuro è quello che dà l'indice di freschezza e quindi uno dei pregi, perché poi la Maria di turno, e quindi parlo il consumatore che va a acquistare, lo acquista per questo aspetto. Altre osservazioni: difesa è comunque simile a quella che avevo detto nella sera precedente del tunnel 7, particolari problemi
adesso non ce ne sono. Anche qui ho avuto un piccolo focolaio di Aphis gossypi nella prima fase. Per adesso diciamo è tutto abbastanza sotto controllo. Non abbiamo idio, come lo si può vedere. Questo è grazie al Flupiram, che è un ematocida fungicida che bisogna dire la verità, per 2 mesi circa da quando lo si fa, quindi dai primi di aprile, riesce a tenere sotto controllo questa malattia funginea. Io direi adesso di pian pianino di spostarci. Sì, allora usciamo qua dal tunnel 9, come abbiamo detto, e ci portiamo qui a fianco, a dire il vero, usciamo velocemente anche per permettere alla telecamera di appunto uscire, poverini, e grazie, volevo ringraziare Luca e Luca Meneghetti e Renzo Micheletto, che ci danno una mano importantissima. Vi diciamo che questa produzione ovviamente è fatta da Veneto Agricoltura in collaborazione con la realtà appunto comunicativa di Veneto Agricoltura. Ecco, allora adesso noi usciamo immediatamente, se possiamo aprire la porta, grazie Franco Tosini, usciamo dal tunnel 9 per andare al tunnel 10, dove troviamo cosa? Troviamo il peperone biologico. Da quest'anno è una new entry, entra a far parte delle prove sperimentali del centro questa tecnica di coltivazione. Ce l'ha chiesto il territorio. Il biologico, come sapete, è una tecnica di coltivazione particolare, dove si fa utilizzo solo di mezzi tecnici, ovviamente certificati, che si possono utilizzare, ma di estrazione di origine naturale, di origine organica. Qui alle nostre spalle abbiamo il peperone, abbiamo 2 varietà, Giorgione e Corazza. Come potete vedere dal vostro opuscolo, il trapianto è stato fatto l'8 di aprile. Sono piante che non sono state innestate. Perché non sono state innestate? Perché diciamo che da 10 anni il Centro Poli Tramontana ha percorso una strada nuova per quanto riguarda la coltivazione, una integrato, come dicevo prima, volontario. Ha iniziato a coltivare i sovesci durante l'autunno vernino, distribuire sostanza organica. Nel giro di 10 anni abbiamo modificato, per così dire, la fertilità, non più solamente chimica ma fisica e microbiologica. Siamo riusciti ad arrivare a un equilibrio microbiologico che ci permette di avere una fertilità molto più elevata, determinata dal contenuto di sostanza organica superiore al 2%. Quindi l'utilizzo di piante innestate mi dà una pianta di difficile gestione, mi dà una pianta cespugliosa, internodi molto corti, quindi un costo della manodopera è troppo elevato, e quindi conviene, nel momento in cui si ha un terreno che è privo di patologie, tra l'altro parliamo anche di Phytophthora, che viene a utilizzare una pianta franca di piede leggermente più accresciuta, gli internodi hanno più spazio. Qui vedete le piante. L'unica gestione per quanto riguarda la pianta è stata la sfogliatura, come il cameraman bravissimo inquadra. È stata fatta una sfogliatura nella parte bassa fino alla biforcazione, poi è stata tolta la terza branca per favorire lo sviluppo del frutto che si crea nella biforcazione, per avere quindi un frutto omogeneo. Qui vedete non siamo in pezzatura ma non in colorazione, abbiamo 2 varietà di giallo e di rosso, proprio per coltivarle con questo sistema, perché l'obiettivo è quello di valutare pregi e difetti di questa coltivazione. In questa serra, da quest'anno per i prossimi anni, avremo un allevamento biologico. Cosa sono questi fogli che vediamo, dottor Tosini? Mimo. Questo è sono 2 trappole cromotropiche che mi permettono di valutare la presenza di insetti nocivi, il blu per i tripidi e la gialla per la mosca bianca all'eurodidi, perché questa è una trappola di monitoraggio per la piralide, un altro insetto, un lepidottero molto nocivo per il peperone. Perché nel biologico molto importante è il monitoraggio, l'operazione di scouting, cioè venire nella serra. Se può il cameraman inquadrarmi anche questi piccoli problemini che ha la pianta, anche alla sua sinistra. Questo è un piccolo problemino determinato dalla presenza di Myzus persice, che è un'afide che ha sostituito altri afidi, perché nel percorso di coltivazione abbiamo avuto l'Aphis gossypi, abbiamo avuto l'afide nero della fava.
quelli siamo riusciti a debellarli con lancio di insetti, la Phidius collemani, un parassitoide, un imenotero. Il Myzus persicae, persice, scusate, è un'afide che oltre all'arricciamento con la sua saliva tossica crea degli ingiallimenti e soprattutto nel frutto delle piccole macchioline nerastre che poi ne deprezzano il prodotto. Oltre al lancio di insetti abbiamo anche distribuito alcuni concimi, ovviamente sia di fondo organici, pellettati organici, abbiamo distribuito in manighetta degli idrolizzati proteici e della borlanda, due tipi in realtà di borlanda con un contenuto di acidi umici e fulvici e con borlanda normale con soltanto ossido di potassio e anidride fosforica, sempre parlando di prodotti naturali. Altre criticità in questo momento non ci sono, vi terrò aggiornati per le prossime settimane con altri video. Bene, però non abbiamo terminato, lasciamo come vedete il tunnel 10, adesso la telecamera ve lo mostra e si sposta alla sua destra per andare al tunnel numero 11. Ringraziamo ancora Luca e Renzo, Luca Meneghetti e Renzo Micheletto che ci danno veramente una mano importantissima. E allora il tunnel 11 è quello del pomodoro biologico, vero? Il pomodoro biologico è il tunnel 11. Prima avevamo visto le tipologie di grappolo, di marmande e di nasone. Qui ho scelto una nuova tipologia di cuori di bue. Proprio riparlando del pomodoro a grappolo di prima, ho dimenticato una cosa molto importante. Il grappolo che avete visto prima non abbiamo eseguito la tecnica del pruning, cioè della potatura del palco, perché in questo primo anno voglio vedere i materiali come si comportano e quindi vedere la pezzatura che si crea comunque anche se non è stato potato il palco fiorale. In realtà proprio l'altro giorno, quando ho iniziato a fare i primi rilievi del rachide, dei frutti, mi sono accorto che i materiali che noi inseriamo nel primo livello, quelli non ancora testati, non ancora conosciuti, sono materiali di nuova concezione in cui le piante hanno internodi molto corti, quindi tanti palchi fiorali e con tanta legagione. Quindi cosa vuol dire? Che con tanti frutti la pianta tende sostanzialmente a avere una pezzatura più piccola. A noi del grappolo, soprattutto qui in Veneto, grappolo tondo, interessa una pezzatura intorno ai 130, magari 140 grammi. Quindi a materiali di questo tipo di nuova concezione sicuramente è consigliabile questa potatura del palco. Ritorniamo. Franco Tosini, una domanda, prima sul peperone ma anche qui sul pomodoro siamo in biologico, vero? Sì, qui abbiamo praticamente gli stessi interventi che abbiamo fatto nel peperone. Vedete c'è anche un piccolo bombo se la camera riesce a riprendere questo bombo che forse è un po' difficile da riprendere, ma ne troveremo degli altri. Poi eventualmente passiamo, così inquadriamo le due arnie che sono state inserite due, perché per questo luogo molto piccolo un'arnia fa molto di più, ne abbiamo inserite due perché dura dalle 5 alle 6 settimane. Pomodoro bio, stesse tecniche di coltivazione del peperone. L'unica cosa, non abbiamo lanciato gli insetti utili del peperone, abbiamo lanciato il Macrolophus pygmaeus, che è un miride che è predatore della mosca bianca e anche della tuta assoluta. Noi la tuta assoluta non ce l'abbiamo, almeno negli ultimi anni, speriamo anche quest'anno. E per quanto riguarda il resto, quindi parliamo di altri parassiti, parliamo di altre patologie fungine, non siamo intervenuti perché comunque per adesso non abbiamo reputato il caso di farlo, se non ovviamente con eventuali biostimolanti, che adesso ve ne accenno alcuni. Siamo intervenuti con per quanto riguarda la presenza di nematodi, siamo intervenuti con il Paecellomyces liliacinus ceppo 251, il BioAct per capirci Prime, siamo intervenuti poi successivamente ogni 15 giorni con un tannino a livello di manichette, il tanto della grilete, siamo intervenuti con concime organico azotato, estratto di fluido di lievito contenente alche brune, sempre per stimolare la pianta, per migliorare la resistenza, indurre resistenza alle piante stesse e quindi evitare tutti quei magari antiparassitari che devo farli in maniera preventiva, perché una pianta, ricordate, una pianta sana reagisce molto meglio. Poi abbiamo soprachioma per ridurre
diciamo, controllare la presenza di ragneto rosso, di tripidi, facciamo chitosano alternandolo con zeoliti. Anche questi sono due prodotti, chitosano e chitina, da carapaci crostacei, zeolite e polvere di roccia, sempre per dare quella azione corroborante, questa azione di induzione di resistenza. Qui vedete le piante molto cariche, vedete le piante, abbiamo i frutti già a uno stadio di invaiatura. Oggi pomeriggio inizieremo le prime raccolte. La pianta comunque, se il camera mi riprende, si può vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palchi. I primi 4 palchi comunque sono allegati, ok? Nel momento in cui scaricheremo la pianta, perché ce n'è di peso qua, ve l'assicuro, inizieranno poi a ingrossare anche gli altri palchi. Proseguiamo verso il fine della serra. Volevo dire anche per quanto riguarda la botrite, che alle volte può diciamo iniziare a livello dei sepali o dei residui del fiore, siamo intervenuti con alcuni interventi di cerevisiane. Questo prodotto è il Romeo della Sumitomo, che ci permette di indurre resistenza e quindi di contrastare lo sviluppo non solo di botrite ma anche di eventuale pronospora. Altre cose da dire, diciamo che per adesso, ripeto, ci sta dando grossa soddisfazione. Una cosa che dimenticavo è questa: oltre all'aspetto biologico, oltre all'aspetto di avere due varietà, Levante della Seminis e Tarquito della Zadene, qui abbiamo anche una prova di gestione della pianta. Abbiamo una pianta Y, le due teste in senso longitudinale, quindi in senso per la lunghezza della fila. Abbiamo dall'altra parte quelle esterne una Y in senso trasversale, questo per sfruttare al meglio lo spazio della pianta, quindi la luce, quindi l'aria e anche la gestione stessa della manodopera. La manodopera è molto più, come posso dire, veloce a intervenire per quanto riguarda sfogliatura, scacchiatura e legatura della pianta su una pianta Y. Come vedete, ma ve lo dico io eventualmente, rispetto all'altra prova di grappolo in integrato vincolato, qui nel biologico abbiamo un interfila più ampio, mentre là avevamo 1,20 x 0,72, qui abbiamo 1,50 x 0,72, per dar modo proprio alla Y in senso trasversale alla fila che si sviluppi meglio. Vedremo poi alla fine la produzione. Inoltre nella Y trasversale la voglia è quella anche di abbassare un attimino la pianta e quindi sfruttare qualche palco in più e quindi uguale produzione. Grazie allora a Franco Tosini, perché adesso stiamo lasciando il tunnel 11, allora però dobbiamo andare al tunnel 17, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo. Per questo allora adesso noi ci colleghiamo con Green Fruit SRL, quindi con Tre Baseleghe, lì c'è Luca Micheletto che è un tecnico appunto di questa società che si interessa proprio di produzioni biologiche eccetera di orticoltura. Allora a lui vogliamo chiedere proprio da questo punto di vista come si interviene dal punto di vista fitopatologico. Vediamo. Diciamo che dal punto di vista fitosanitario si sta registrando un momento di passaggio tra la primavera, che tra l'altro è stata molto piovosa nell'ultima parte, e l'estate. Quello che però di cui un po' si pensava di parlare in questo intervento è un po' anche l'andamento del mercato del settore del biologico in questo momento. Diciamo che sta continuando quel lento e progressivo aumento delle vendite dei prodotti biologici e degli acquisti da parte dei consumatori. In particolare nel periodo appena passato, insomma, delle prime fasi che sta passando per fortuna, delle prime fasi del Covid, abbiamo visto un'impennata dei consumi dei prodotti biologici per quanto riguarda l'agricoltura biologica in generale, e nel convenzionale si è visto un aumento del consumo di prodotto confezionato, non tanto quello di quarta gamma quanto proprio del prodotto confezionato. Ecco, da questo probabilmente possiamo desumere due cose: da una parte nell'insicurezza, nella paura giustamente anche di fronte a questa cosa che non si conosceva ancora bene del consumatore, di acquistare un prodotto che sia in qualche maniera protetto, e dall'altra parte, parliamo del confezionato, e dall'altra parte per il biologico di rivolgersi sempre di più a un prodotto che in qualche maniera possiamo dire più salubre, insomma, che più tende a come si può dire, rispettare le leggi della natura e quindi ad avere un processo di coltivazione, un processo di produzione più naturale possibile. Abbiamo visto che passata un po'
la crisi più importante, ripresi un po' gli acquisti più normali da parte dei consumatori, è un po' scesa questa curva di crescita, ma è comunque presente e costante già ormai da anni. Da questo ne deduciamo che sostanzialmente un po' tutti i lavori che stiamo facendo e che sta facendo anche Veneto Agricoltura in questo senso, quello di divulgare pratiche e tecniche che sia per il biologico ma anche per quello che viene definito convenzionale, aiuta l'agricoltore a intervenire per supportare la pianta durante le fasi di coltivazione, durante le problematiche fitopatologiche, deve essere fatto in chiave di sostenibilità a 360 gradi, in chiave di rispetto di quello che è la natura del suolo, dei microrganismi che sono presenti nel suolo, e quindi è importante sempre divulgare queste prove, queste sperimentazioni che si fanno, perché c'è anche da dire che il mercato si sta in qualche maniera affollando di aziende che producono prodotti che a volte vengono definiti miracolosi. Sappiamo che i miracoli non esistono, per cui è bene a proseguire in questo aspetto di ricerca continua, perché sempre di più le aziende saranno frequentate dai consumatori, sempre di più il consumatore richiede biologico, ma anche sempre di più il consumatore richiede dalle aziende, che abbiamo detto convenzionali, un prodotto che dia garanzia di salubrità. Per cui insomma buon lavoro a tutti e buon lavoro per la giornata. Grazie a Luca Micheletto. Noi passiamo per certi versi e riprendiamo la linea qui da Po di Tramontana, ovvero dalle serre di Veneto Agricoltura presso il suo centro qui a Rosolina. Con noi c'è Franco Tosini, io non mi sono presentato, sono Mimmo Vita, siamo tutti di Veneto Agricoltura e cerchiamo di fare un po' di sana divulgazione e disseminazione per quanto riguarda appunto le tecniche culturali. Adesso qui parliamo di peperone fuori suolo. Se volete seguirci, ricordatevi che se andate sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, potete scaricarvi la brochure di oggi e quindi ci potete seguire e capire meglio di cosa stiamo facendo. Allora, peperone fuori suolo, ma la cosa che io non ho capito e chiedo a Franco Tosini è cosa c'entrano le Y, le Z, le K, soprattutto l'Y. Allora, qui diciamo abbiamo peperone fuori suolo a basso contenuto tecnologico, perché sottolineo poi anche questa parola, è un tunnel obsoleto, però è per farvi vedere, soprattutto a voi, ma soprattutto alle nuove generazioni che avanzano, si laureano, si diplomano e vogliono fare agricoltura, in particolare fuori suolo, possono farle anche su serre vecchie. Serve per imparare, è l'addestramento, l'apprendistato per poi passare a serre ad più alto contenuto tecnologico. La Y, la siepe, è la tipologia di pianta. Abbiamo una varietà di peperone che è il giorgione, un mezzo lungo giallo, in cui andiamo a valutare questa varietà gestita con la tecnica olandese AY. Se il camera può far vedere appunto la pianta che viene gestita, sapete che il peperone è una pianta dicotomica, tenuto sempre un'unica branca, quindi sulla testa quando si forma bifocazione taglio una e ne tengo una sola. La pianta è molto carica in questa fase, abbiamo già prodotto in pezzatura, abbiamo già fatto una raccolta il 16 di giugno con pezzature ovviamente già a favore della Y stessa, siamo attorno a 2,40 grammi a singolo frutto contro i 2,35 a siepe. Se proseguiamo vi faccio vedere anche l'alta gestione. Intanto vi dico che è un fuorisuolo su strato di fibra di cocco e perlite, è al primo anno, fornito cortesemente dalla ditta Geotech di agrochimica, e qui passiamo all'altra parte, siepe, quindi la classica gestione, se vogliamo, spagnola, in cui la pianta è toilettata solo nelle prime fasi di sfogliatura, biforcazione, si toglie la terza branca e poi si lascia libera. Eventualmente, se è il caso, si interviene durante il ciclo di coltivazione. Ovviamente la pianta a questa altezza si deve arrivare almeno fino a novembre. Qui si staccherà a colore. E quello che si vuole proprio vedere è la differenza di pezzatura tra le due gestioni. Interventi di fuorisuolo. È sbagliato dire faccio 6, 7, 8 interventi di fertilizazione con 8 minuti, perché quello che ci interessa, essendo una gestione temporizzata e non in base alla sonda di luce,
gli interventi vengono programmati in base allo sgrondo, alla percentuale dello sgrondo in base al punto goccia. In questa percentuale ci permette di intervenire più o meno. Ovviamente i turni di irrigazione, gli interventi devono essere distribuiti, in questo caso 8, 18, 18 e 30. E quindi cosa vuol dire? Che un fuorisuolo come questo, con un semplice banco di fertilizazione, ci permette di gestire questa serra, ma è una gestione che deve essere accurata e controllata ogni mattina. Difesa è una difesa di tipo integrato volontario. In questa fase grossissimi interventi non abbiamo fatto, aficidi, perché quest'anno, ripeto, gli afidi stanno dando grossi problemi. Vedremo poi nel proseguo, seguitemi con i piccoli video o venite eventualmente a trovarmi con dei piccoli video oppure con degli appuntamenti, chiamati direttamente a me per venire a vedere la cultura nel proseguo della ovviamente coltivazione. Grazie a Franco Tosini, grazie tante, scusa se ti interrompo ma dobbiamo correre perché sennò i tempi televisivi non vengono rispettati. Allora, noi adesso abbiamo parlato di peperone fuorisuolo, però in questo giro dobbiamo parlare anche di fragola e quindi soprattutto di fragola scaligera. Allora sentiamo Matteo Birolli di Apo Scaligera, al quale soprattutto chiediamo le novità per quanto riguarda la fragola veronese. Negli ultimi anni c'è stato un notevole interesse per fare le produzioni fuori stagione con fragole rifiorenti. E soprattutto nel periodo estivo per quanto riguarda la zona di montagna e della Lessinia in particolare, dove invece lì si trapianta ad aprile e si va a produrre nei mesi che vanno da giugno a ottobre, anche se anche lì negli ultimi anni c'è stato un piccolo, ci sono state delle varianti, poiché nelle quote più basse per problemi di temperature importanti, sempre più alte, e per problemi di tripide, alcune aziende hanno preferito fare un ciclo molto simile al ciclo autunno-primaverile e quindi con trapianto fine luglio, primi di agosto in fuorisuolo, produzione nei mesi di settembre e ottobre, poi lasciano l'impianto, producono alla primavera e, avendo appunto delle varietà rifiorenti, lasciano le piante in essere fino alla fine di giugno, anche metà luglio, per avere una seconda produzione allungata per quanto riguarda appunto la fragola primaverile. Dal punto di vista delle varietà, a Verona, allora, per quanto riguarda Apo Scaligera, ha sempre puntato su varietà che generalmente provenivano dal progetto appunto di miglioramento varietale e negli ultimi anni l'hanno fatta da padrone Eva e Garda. Eva negli ultimi anni è stata abbandonata e quest'anno è stato praticamente l'ultimo anno di coltivazione e adesso subentreranno due nuove varietà che sono appena state brevettate, che sono Agnese e Callas, che avremo modo insomma di vedere nei prossimi anni. Una si adatta un po' meglio dell'altra alla produzione autunno-primaverile, l'altra è un po' più adatta alla produzione solo primaverile. Mentre all'esterno della nostra struttura si coltivano abbastanza Aprica, Antea e poi Jolie per quanto riguarda il campo aperto, e invece tendenza anche lì per il fuorisuolo negli ultimi anni è l'utilizzo di fragole rifiorenti, e quindi si sono affermate negli ultimi anni Malga e Murano, che hanno appunto la caratteristica di permettere una seconda fioritura e quindi anche di avere delle raccolte fino al mese di giugno. Alcuni in realtà hanno cominciato a anticipare i trapianti del fuorisuolo anche nel mese di luglio con queste varietà rifiorenti per poter già cominciare a produrre a settembre e quindi allungare il periodo da settembre ad ottobre. Grazie allora a Matteo Birolli e riprendiamo la linea qui da Po di Tramontana, dalle serre del centro Po di Tramontana, centro sperimentale Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, qui a Rosolina in provincia di Rovigo, dove stiamo cercando un po' di spiegarvi quelle che sono
le prove che vengono fatte qui dal dottor Tosini e da tutta questa bella realtà dell'Agenzia regionale per l'innovazione della regione. Vado avanti io in modo tale che così spiego alcune cose. Vi ricordo che tutti questi tutorial, tutte queste riprese, questi video li trovate anche sul sito di Veneto Agricoltura, sul canale YouTube di Veneto Agricoltura, dove trovate anche peraltro le puntate di Radio Veneto Agricoltura, che voi sapete vanno in onda come pillole tutti i giorni verso le 11 più o meno, ma la puntata è quella del giovedì, la puntata importante, sempre alle 11. Lì cerchiamo proprio di fare sintesi e di darvi informazioni importanti dal punto di vista tecnico. Allora, dicevo, noi siamo qui, forse vedete, siamo in mezzo alle fragole, abbiamo lasciato le fragole veronesi, siamo qui a Po di Tramontana. Cosa possiamo dire allora sulle fragole fuori suolo? Queste sono fragole fuori suolo. Esatto, è una tecnica di coltivazione comunque similare a quello che fanno a Verona. Qui abbiamo l'obiettivo è quello di testare 2 varietà rifiorenti, ok? 2 materiali che sono stati trapiantati il 16 luglio dello scorso anno. La valutazione, c'è una prima valutazione nel periodo di primaverile, sono state raccolte sia la malga che la florida dal 25 settembre fino al 4 di dicembre, con produzioni della malga di 101 grammi a pianta contro i quasi 100 anche della florida, una pesatura maggiore della malga nel periodo autunnale di 15 grammi e un po' più piccola florida 13. Nel periodo primaverile la data di raccolta è iniziata il 20 aprile, come vedete siamo ancora in piena raccolta, andremo avanti fino a tutto giugno e primi di luglio. Poi ho già ordinato le altre 8 varietà di rifiorenti, anche siglati di nuova costituzione, che verranno messi a dimora sempre per la metà di luglio e andremo avanti l'annata 2020 e 2021. Le produzioni fino adesso: abbiamo 402 grammi della florida costituita all'Università della Florida e 360 grammi della malga, che è stato costituito proprio nelle aree Veneto. Difesa di tipo integrato volontario spinto, dove lanciamo insetti, e qui gentilmente forniti dalla Copert, che ringrazio. Volevo ringraziare, che mi sono dimenticato prima, nelle serie del biologico peperone pomodoro, di ringraziare la ditta Bioplanet e Cooperativa Spazio per la grossa collaborazione, Bioplanet per gli insetti e per Cooperativa Spazio, di confronto continuo per quanto riguarda la difesa, non solo, perché è dal confronto continuo che ovviamente ci si passa, ci si suggerisce, si innova il territorio stesso, perché è quello che ci interessa. Io direi adesso di non rubare altro tempo. Un attimo solo a proposito di ringraziamenti, scusa Franco, noi dobbiamo ringraziare, ripeto, lo staff che ci sta dando una mano. Allora, Renzo Micheletto, Luca Meneghetti, ringraziamo anche Stefano Barbieri che ci ha aiutato in questo senso. E poi volevo farti una domanda. Qui noi siamo nel Polesine. Nel Polesine ci sono alcune importanti produzioni DOP, l'aglio in particolare è significativo e di grandissima qualità. Sì, è una delle culture principali ovviamente del Polesine, e proprio di questa materia di note tecniche non solo ce ne parlerà il tecnico agronomo Enzo Barbuiani, che è in collegamento con noi. Per quanto riguarda tecniche culturali, niente di particolare rispetto all'anno scorso. Quest'anno, per questa situazione molto secco, diciamo, i diserbi non hanno funzionato perfettamente, e soprattutto più di qualche azienda, quelle più strutturate, soprattutto sull'aglio fresco, già a marzo hanno cominciato a irrigare 40-50 mm proprio per garantire soprattutto la produzione e le pezzature. Poi, diciamo, rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda le malattie fungine, non ci sono state problematiche particolari. Una problematica che avevamo vissuto nel 2019 era soprattutto un problema legato alla botrite e soprattutto al marciume del bulbo, che invece nel 2020, diciamo, problematiche particolari non ci sono state, se non nella fase finale, che ormai sta chiudendo, ruggine, ma che è stata gestita in maniera molto, molto corretta. Per quanto riguarda le produzioni, abbiamo già terminato la raccolta dell'aglio fresco, sia la tipologia francese che il precoce che la tipologia dell'aglio cinese. Facciamo conto che nel 2020 la superficie complessiva è stata seminata di circa 400 ettari, circa un 10% è collegato appunto all'aglio fresco e all'aglio fresco cinese e all'aglio fresco francese, e fra una settimana cominceremo invece la raccolta dell'aglio polesano.
Dentro questa superficie abbiamo circa 130 ettari che sono all'interno del consorzio Aglio Bianco Polesano DOP, quindi denominazione di origine protetta, che è l'unica cultura a livello d'Italia come aglio registrato proprio con queste caratteristiche. Il consorzio dell'aglio bianco polesano nel 2019, annata 2019-2020, perché la commercializzazione finisce il 31 maggio, ha commercializzato circa 550 tonnellate. Vedremo quest'anno come funziona. Dalle prime spie che abbiamo fatto questa settimana, tendenzialmente abbiamo un aglio più pesante e questo dovrebbe portare, con la corretta poi gestione del post raccolta e delle temperature in fincelle frigo, eccetera, dovrebbe portare sicuramente a un ulteriore abbassamento delle tematiche legate al disseccamento del bulbo. Una problematica, una fisiopatia che è molto sentita soprattutto in Spagna e che dà una serie di problemi. Ancora non si capisce che se è solo fisiopatia o se anche qui dopo si innesca problematica del fusario non-sistole. Mercati, il competitor dei nostri prodotti sicuramente è la Spagna e la Cina. Spagna che quest'anno diciamo dovrebbe avere un po' di problematica anche lei determinate dagli elementi atmosferici con una riduzione di circa 20-30%. La Cina che paga un po' il problema anche lì del Covid, per cui probabilmente c'è da smaltire tutta la produzione che non è stata riuscita, che non si è riuscita a commercializzare nelle fasi di febbraio, marzo e aprile. Staremo comunque a vedere. Grazie quindi a Denzo Barbuianni, noi rientriamo a Po di Tramontana, siamo usciti in pieno campo, come vedete qua ci sono le zucchine, adesso Franco Tosini ci parlerà di questo, prima però dobbiamo ricordarvi che questo è il centro di Veneto Agricoltura dove si tiene la 29esima giornata appunto aperta per le prove sperimentali che vengono condotte qui da Franco Tosini e dai suoi colleghi. A proposito dei suoi colleghi li ringraziamo tutti perché fare queste cose sia da un punto di vista tecnico, quindi l'orticoltura, sia anche questa registrazione non è facile. Grazie veramente a tutti. Allora Franco Tosini, zucchina. Allora questa è una prova varietale sperimentale di Piero Campo e parliamo di zucchina cilindrica di colore verde medio scuro. È un trapianto del 4 di maggio, abbiamo utilizzato la pacciamatura biodegradabile perché comunque il centro oltre a fare sperimentazione nel campo ortofloricolo deve promuovere anche un'agricoltura sostenibile, sicuramente economica ma anche ambientale, e con la pacciamatura biodegradabile lo si riesce a fare e inizia a essere sempre più utilizzata. Parlando di questa prova siamo praticamente all'incirca a metà delle raccolte, abbiamo iniziato il 3 giugno, siamo intorno già a 2 kg di produzione, si iniziano già a vedere materiali più performanti, oltre che per la produzione, la quantità metro quadrato, anche per la qualità. 2 nomi, iniziamo da quello più produttivo con 2 kg, il Patmos della Singenta, poi abbiamo il Lamargos che è un materiale più estivo ma comunque ha registrato 1,75, proseguendo abbiamo l'N134 della Goutier, abbiamo l'Oriente dell'Ortolano che comunque è l'unico zucchino in questo caso di verde chiaro e anche un po' leggermente clavato, il Giulia sempre della Singenta che è un verde chiaro striato ma è particolarmente importante per il fiore, 1,84, Opera della Close 1,85 e per chiudere Sayonara della Close. Per quanto riguarda difesa, sempre difesa integrata volontaria con alcuni trattamenti ovviamente che ci servono per preservare una cultura sana soprattutto dalla pseudopronospora, dalla presenza di miridi che sappiamo tutti hanno apparato pungente succhiante, ne pungono il frutticino e creano quelle curvature che rendono il frutto incommerciabile, e afidi che anche qui hanno rotto le scatole. Abbiamo fatto trattamenti con Mandipropamid, Spirotetramato e Lambda Cialottrina. Rimango comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento anche successivamente a questo collegamento. Io sono qua, contattatemi pure per via telefono. Aggiungo ai ringraziamenti del collega Mimo Vito a ringraziare tutti gli operai che hanno fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la coltivazione, ma non solo, ma anche la gestione, la pulizia, il taglio d'erba del centro. Grazie a tutti voi, veramente tutti quanti che vi siete collegati, e rimango, sottolineo, a disposizione per qualsiasi chiarimento. Termina qui allora questa
prova sperimentale online che vi abbiamo proposto. Il centro Po di Tramontana qui a Rosolina, il centro di Veneto Agricoltura, è a disposizione, Franco Tosini ve l'ha detto. Sul nostro sito venetoagricoltura.org troverete tutti i riferimenti, tutti i numeri di telefono per poterci chiamare, per fare ovviamente le vostre domande. Volevo anche dirvi che sempre sul sito trovate tutti i riferimenti per questi video e per tutti i video che facciamo. Se no andate su Facebook di Veneto Agricoltura oppure sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. Mimo Vita vi saluta, vi ringrazia, state con noi appunto sempre tutti i giovedì alle 11 e tutti i giorni con le pillole di Radio Veneto Agricoltura. L'appuntamento è a breve, ciao a tutti.